L'assemblea del fondo pensione è sempre l'occasione in cui si incontrano delegati, aziende, operatori del settore e quest'anno, come da tradizione, abbiamo voluto approfondire alcune tematiche di attualità. Era abitudine incontrare i gestori in passato, quest'anno abbiamo voluto parlare del futuro. Abbiamo collocato nelle mani di 3 relatori prestigiosi il tema del deserto dei tassi a zero. La repressione finanziaria che eredita l'attività delle banche centrali, a cominciare dalla Fed per finire con la BCE di Mario Draghi, propone ai risparmiatori d'oggi delle difficoltà che in passato non hanno avuto. Il reddito fisso non rende più nulla. Quali aspettative, quindi quali possibili soluzioni per sopravvivere in questo deserto che non conoscevamo? Ne abbiamo ipotizzate 3 e abbiamo tentato di approfondirle. La prima è quella della pianificazione. Chi non pianifica non ha possibilità di sopravvivere. In un contesto complicato e sconosciuto non c'è la possibilità di avanzare se non si ha una carta geografica ben costruita a monte. La seconda soluzione riguarda il fondo pensione soprattutto. Il fondo pensione da 4 anni pianifica un assetto di investimento fortemente diversificato e che va anche nella direzione dell'economia reale con il private equity. Private equity è un tema che ci potrebbe impressionare, ma che tutto sommato, declinato con semplicità, ci permette di capire che non si tratta altro se non di investimenti nel nostro quotidiano, nelle aziende che costituiscono l'ossatura del sistema economico del nostro territorio, del nostro paese. Il terzo punto riguarda, ci è venuto soprattutto dai nostri iscritti che si approcciano alla pensione e che diversamente da qualche anno fa scelgono di non scegliere, cioè rimangono iscritti al fondo mantenendo la posizione e godendo dei benefici fiscali e strutturali della previdenza complementare, oppure scelgono per la prima volta di informarsi riguardo alla rendita pensionistica, uno strumento che consente di dribblare, diciamo così, il problema della carenza di alternative di investimento, sostituendo un capitale nell'immediato con dei flussi dilazionati nel tempo e che permettono al lavoratore o al pensionato in sostanza di avere un miglioramento dello stile di vita e delle aspettative nel periodo più complicato della nostra esistenza, ossia quello che segue il pensionamento.